Professore Busetta, oggi si presenta questo libro, si dialoga con due personalità agrigentine. Perché questo titolo intanto? Perché c'è il sottotitolo lo spiega tutto, perché il mezzogiorno non si ribella, perché è strano che una realtà nella quale quando abbiamo il problema della sanità dobbiamo andare fuori, quando abbiamo il problema dell'occupazione i nostri figli non ci sono, quando abbiamo il problema del tempo pieno a scuola o degli asili nido non ce li abbiamo, quando abbiamo il problema di muoverci, non c'è concorrenza tra aereo e ferrovie e autostrade, e allora mi chiedo come mai noi, magari manca anche l'acqua, come si vede da Agrigento, non ci siamo e non ci ribelliamo. Come mai continuiamo ad abituarci a questa realtà così, per certi aspetti, devastata? Ecco, questo è il tema di fondo e cerco di dare delle risposte, perché ed è una chiamata alle armi, in qualche modo, tra virgolette, le armi, una chiamata all'impegno, una, una, una richiesta di partecipazione attiva, di non continuare a sostenere una classe dominante estrattiva che fondamentalmente invece di occuparsi del bene comune si occupa del bene proprio e dei propri parrocciani. Agrigento Capitale della Cultura è un tema interessante, perché non riusciamo ad avere le risposte adeguate perché un'occasione come questa non diventi occasione di rilancio e di riscatto. Ecco, tutte queste domande, queste domande cerca di rispondere il libro, sapendo perfettamente che questa purtroppo è diventata una colonia interna. Colonia interna vuol dire che fondamentalmente noi siamo strumentali agli altri, allora però il passaggio, la riscossa passa attraverso le nostre risorse e la nostra forza. E quindi questo è il tema. Nel libro si ripercorrono gli ultimi anni della nostra storia per capire cosa è successo e cosa è accaduto, perché abbiamo avuto una prima finta industrializzazione, che è stata quella dell'Ilva piuttosto che delle raffinerie di Augusta piuttosto che di Milazzo. Perché dobbiamo avere il rigassificatore a Porto Empedocle a due passi dalla Valle dei Templi? Perché siamo utilizzati strumentalmente per le esigenze degli altri? Tutto questo è il tema del mio libro e cerco di dare del... Onorevole Pumiglia, presente a questa presentazione del libro di Piero Busetta, La rana è bollita. Qual è la sua valutazione sul libro? È un ottimo testo. Busetta è un economista, un intellettuale che ha anche una passione notevole per la politica e quindi inquadra le sue analisi sempre puntuali e pertinenti in un quadro politico e li rende perciò più accessibili alla gente. Lui racconta in questo libro di una condizione per la quale i meridionali, noi siciliani in particolare, somigliamo ad una rana bollita, una rana che viene messa in una pentola sotto la quale si accende il fuoco e quando l'acqua diventa tiepida, la rana ha una sensazione piacevole. Quando invece l'acqua diventa bollente, quindi la rana è talmente bollita che non ha più la capacità di reagire. Ecco, noi saremmo come dei bolliti, saremmo noi meridionali incapaci di ribellarci a una condizione di separatezza rispetto al resto dell'Italia, anche in presenza di disegni precisi, quelli dell'autonomia differenziata che mirano a una separazione non solo economica ma anche giuridica, proprio di fatto, e quindi ad accrescere anche le differenze. Quindi è il racconto di questa realtà del Mezzogiorno e della realtà della quale in parte sono responsabili gli altri, ma in larga misura siamo responsabili noi, quando non sappiamo
reagire adeguatamente, quando non sappiamo governare i nostri territori, quando non sappiamo, faccio un riferimento concreto alla realtà agrigentina, quando non sappiamo valorizzare un'opportunità come quella di capitale della cultura, per cui sprechiamo perfino ciò che riusciamo a conquistare o che ci viene dato. Salvatore Pezzino, parliamo di questo libro, lei dialogherà con Busetta, uno dei noti economisti siciliani che non le manda a dire. Questo saggio è l'ultimo di una quadrilogia che ha un filo comune, cioè lì traspare da questo lavoro tutto l'impegno meridionalista di Pietro Busetta, un impegno che si sostanzia non solo in questi saggi ma anche in tutta la sua attività pubblicistica. In questo volume in particolare l'autore si interroga sul fatto che è quasi incredibile che la popolazione meridionale non si ribelli rispetto a un quadro così disastroso, che vede una sanità che non è per niente efficiente, una mobilità quasi inesistente, un reddito pro capite molto basso e la disoccupazione che aumenta, e l'autore si chiede come mai davanti a un quadro così disastroso non ci sia una reazione. E lui ovviamente fa un'analisi di queste cause, del fatto che ci sia una popolazione ormai addomesticata, utilizza la metafora della rana bollita per dire che questa popolazione si fa praticamente cuocere a fuoco lento dentro questa pentola senza avvertire che prima o poi rimarrà bollita. Quindi una situazione difficile dalla quale non si può uscire se non c'è una reazione da parte della popolazione, perché con una reazione da parte della popolazione probabilmente poi reagirà anche la politica e si potrà inaugurare un nuovo corso.